Un evento internazionale che ha messo in collegamento la Sardegna, il Messico e gli Stati Uniti per promuovere l'employment femminile. Cagliari ha ospitato il quinto congresso internazionale sulla leadership in rosa, organizzato da World Women Talent System. Per 4 giorni il capoluogo ha accolto rappresentanti da tutto il mondo per discutere di scienza e uguaglianza di genere. Il congresso internazionale si è tenuto contemporaneamente in diverse sedi, oltre che a Cagliari, nello stato messicano del Coahuila il 25 ottobre e a Tampa il giorno dopo in Florida. L'evento mira a generare un dibattito globale su temi cruciali come la parità di genere nella scienza e nella società, coinvolgendo figure di spicco internazionali. Uno dei momenti più significativi è stato la firma del documento di alleanza internazionale, accordo denominato Patto di Sorellanza, che ha coinvolto associazioni come la Casa Rosa, Giulia Giornalista e Coordinamento 3 Donne Sardegna, Quisqueia e l'Associazione Culturale Mediterranea. Nel corso dei lavori è stato sottolineato che l'employment femminile significa rafforzamento. È essenziale per creare reti di relazione tra donne e rafforzare la consapevolezza del loro ruolo nel mondo. Il congresso, che si è svolto in Sardegna, rientra nella 4ª rassegna Cagliari Città Aperta, promosso dall'Associazione Culturale La Casa Rosa con il supporto del Comune di Cagliari e dell'Assessorato regionale del turismo e delle attività produttive. Gli incontri si sono svolti in diversi luoghi significativi di Cagliari, tra cui il Lazzaretto, la Biblioteca Provinciale Lusso a Villa Clara e il Centro Culturale La Vetreria. Il tema principale della tappa cagliaritana è stato Scienza e uguaglianza di genere, una sfida. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di assistere a dibattiti, conferenze e a un flash mob nella serata del 25 ottobre al Bastione San Remi, che è stato illuminato di rosa per sottolineare l'importanza del ruolo delle donne nella società. Un congresso internazionale dedicato alla leadership femminile, in contemporanea con eventi in Messico e negli Stati Uniti, organizzato dalla World Women Talent System, un appuntamento per discutere sull'uguaglianza di genere nella scienza e nella società, con dibattiti e incontri in diverse location della città e dell'Interland. La manifestazione si concluderà con la firma di un documento di alleanza internazionale tra le diverse associazioni. La Casa Rosa, promotrice e partner dell'evento, mira a promuovere il potenziale femminile attraverso reti di sostegno e collaborazioni. Noi con questa organizzazione a livello mondiale, quello che è il nostro obiettivo principale è lavoro in equipo, unione, patto di sororità, perché soltanto così raggiungeremo tutti gli obiettivi che noi vogliamo. In questo senso c'è anche il capitolo degli Stati Uniti che si occuperanno di questo tema della imprenditoria e l'economia, perché senza l'economia non si va da nessuna parte. Per contenta di questo coordinamento della Sardegna, donne leaders che se la stanno mettendo tutta per questo evento e è soltanto comunque l'inizio di tanti grandi alle donne assolutamente, ma soprattutto perché tra noi donne ci dobbiamo volere bene. E non è una utopia questa. L'esigenza di un congresso come questo, che ha un confronto non solo nazionale ma internazionale con tanti partecipanti. Beh sì, è un congresso che coinvolge diversi esponenti del mondo, sono 25 paesi coinvolti grazie alla World Women Talent System. È un progetto che nasce da una sinergia tra l'Associazione Culturale La Casa Rosa e il Comune di Cagliari, con l'intento di valorizzare attraverso il turismo congressuale la città di Cagliari, il capoluogo con le sue risorse. Ed oggi è un momento molto importante, non solo perché in tutto il mondo
vedono questa iniziativa, ma soprattutto perché abbiamo anche degli ospiti locali e abbiamo la possibilità di creare un'alleanza forte attraverso la firma di un patto tra diverse associazioni presenti nel territorio, non solo la Casa Rosa ma anche Giulia Giornaliste, Coordinamento 3, Mediterranea, un'associazione culturale, e Quisqueia. Una quinta edizione che si inserisce nella quarta edizione di Cagliari Città Aperta, perché poi ci saranno in 4 giorni tanti eventi sempre quote rosa. Sì, abbiamo programmato con la World Women Talent System 4 momenti con la finalità anche di valorizzare diversi luoghi anche periferici della città di Cagliari. Ecco perché oggi iniziamo qui a Lazzaretto, poi a Monteclaro, domani presso la biblioteca Emilio Lussu e poi alla Vetreria di Pirri. Diciamo che è un trio di luoghi che noi vogliamo valorizzare e portare all'attenzione di un pubblico molto ampio. L'università in questo momento che io rappresento è una sorta di filiera che accoglie in ingresso la struttura della società, quindi anche in termini di disuguaglianze di genere, cerca di contrastare queste disuguaglianze e quindi di produrre a seguito dei corsi, quindi della formazione e della ricerca, una società che sia più uguale anche dal punto di vista del genere. Per cui per noi è un'occasione molto preziosa appunto per capire gli altri attori pubblici che operano nel territorio a tutte le scale che tipo di policy si stanno attivando da questo punto di vista. Una Sardegna che è sempre più performante da questo punto di vista, perché oggi e nei prossimi giorni ci saranno dei confronti internazionali. Certamente, infatti il fatto che la Sardegna nel cuore del Mediterraneo sia sempre stata una terra molto aperta al confronto, diciamo, tra esperienze anche culturali estremamente diverse, riconferma questo ruolo anche nella contemporaneità, per cui per me non è sorprendente, diciamo, è una conferma, però allo stesso tempo è un'occasione molto importante, preziosa e anche prestigiosa per ospitare questo tipo di confronto. Congresso tutto al femminile, si parlerà anche di imprenditoria, lei è una grande imprenditrice del tessuto economico della Sardegna. Quanto è importante essere qui oggi? È importante perché finalmente, dopo migliaia di anni, anche noi femmine abbiamo il diritto e il dovere di portare avanti l'economia del nostro paese. Le quote rosa sono fondamentali in tutti i contesti, ma oggi le donne sono sempre in sfida come il contenuto di questo congresso, perché le battaglie non finiscono mai e quando ci sono le soldatesse giuste vanno bene. È da sempre che nel nostro DNA c'è questa convinzione che noi non possiamo fare altro che lavori domestici, però mi dispiace dirlo, voi uomini senza di noi non esistereste, quindi effettivamente è giunta l'ora di riprendere il posto che ci spetta di diritto all'interno dell'umanità. In collaborazione con